Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con le elezioni, urne aperte fino alle 23 in Friuli Venezia Giulia. Si vota per il referendum giustizia e in 33 comuni per le amministrative. Vediamo il servizio. 938.180 elettori chiamati al voto per il referendum sulla giustizia. Tra questi 220.941 hanno tempo fino alle 23 per votare per le elezioni amministrative nel comune di residenza. In 33 comuni del Friuli Venezia Giulia si rinnovano i consigli comunali e i sindaci. Come sempre, per accedere al voto è necessario portare con sé un documento di identità valido e la tessera elettorale. Non è obbligatorio ma è fortemente consigliato l'uso della mascherina. Nella provincia di Udine si rinnovano i consigli comunali in 17 comuni: Alta Terme, Bordano, Buia, Cervignano, Montenares, Nimis, Pagnaco, Pocenia, Preone, Savogna, Sutilo, Taipana, Tarvisio, Tolmezzo, Tricesimo e Lignano. Nel caso di Codroipo, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, potrà esserci ballottaggio, così anche a Gorizia, Monfalcone e Azzano Decimo. Si vota anche a Cormons, Ronchi, Sagrado, San Canzian, Aviano, Casarsa della Delizia, Cimolais, Clauzetto, Fontana Fredda, Maniago, Prata di Pordenone, Vito d'Asio e Duino. Urne aperte però anche per il referendum sulla giustizia, con i 5 quesiti referendari sulla legge Severino per l'incandidabilità dopo condanna, sulla limitazione delle misure cautelari, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla valutazione dei magistrati dai membri laici dei consigli giudiziari, sulle firme per le candidature al CSM. Lo spoglio dei voti in questo caso è previsto alla chiusura delle urne attorno alle 14 di domani, il via invece allo spoglio per le amministrative. Vediamo adesso alcuni dati. L'affluenza alle urne registrata alle 12 nella nostra regione per il rinnovo di 33 amministrazioni comunali risultava pari al 17%. A quell'ora avevano infatti votato 38.114 elettori su un totale di 220.292 aventi diritto. Nella precedente tornata elettorale l'affluenza alla stessa ora era stata del 20,85%. A livello nazionale il dato definitivo dell'affluenza alle ore 12 per il voto alle elezioni comunali per gli 818 gestiti dal Viminale è stato pari al 17,64%. Alle precedenti omologhe era stato del 19,37%. Ricordiamo che si voterà fino alle 23 di questa sera. E vi ricordo anche che Telefriuli seguirà le operazioni di spoglio in diretta domani dalle ore 14. Cambiamo pagina, è scomparso oggi all'età di 89 anni Aldo Morassutti, lo storico titolare del ristorante Da Toni di Gradiscutta di Varmo. Dal 1970 gestiva ogni particolare di quello che è diventato nel tempo uno dei simboli della ristorazione friulana, creato nel 1928 dai genitori Toni e Palmira. A loro si era affiancato nel 1958, prima di prendere da solo le redini e far diventare il ristorante, anche assieme alla moglie, uno dei luoghi di ritrovo preferiti di tante personalità note della regione e non solo. Nell'arco della sua attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Era stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro prima, Cavaliere Ufficiale dopo e Commendatore dal 1990. Nel 2019 era stato premiato dalla Camera di Commercio di Pordenone e Udine nella sezione Riconoscimenti Speciali per l'elevata professionalità, la competenza e la grande passione dimostrata nel campo della ristorazione. Sposato con Lidia, lascia anche 2 figlie, Elisabetta, che collabora nel ristorante, e Antonio. Passiamo alla cronaca. Intervento del soccorso alpino della stazione di Moggio Udinese oggi all'ora di pranzo per soccorrere una donna di 85 anni colpita da un malore mentre si trovava in Valresia. È intervenuta anche la Guardia di Finanza e un'ambulanza giunta da Chiusaforte. L'anziana donna del posto aveva avuto un mancamento mentre si trovava in compagnia di alcuni familiari. I soccorritori, 6 persone in tutto, l'hanno raggiunta percorrendo a piedi un tratto di sentiero per una decina di minuti e assieme ai sanitari l'hanno adagiata in barella dopo averla stabilizzata. La donna è stata condotta in ospedale per accertamenti. Vediamo adesso ai dati sulla pandemia
che dicono che oggi, nelle ultime 24 ore, quindi nel Friuli Venezia Giulia, sono stati rilevati 299 nuovi contagi su 2.549 tamponi molecolari e antigenici eseguiti. Sono 3 le persone attualmente in terapia intensiva e 81 le persone ospedalizzate in altri reparti. Si registra il decesso di una persona a Trieste. Giornata conclusiva quella di oggi per la Fiera dei Vini. Centinaia i calici alzati per l'edizione della ripartenza. Vediamo. Ripartenza positiva per la Fiera regionale dei vini di Butrio all'89esima edizione, tornata in Villa di Topo Florio al suo programma integrale dopo un'edizione saltata e una in formato ridotto causa emergenza sanitaria. La giornata finale con le auto d'epoca grazie al raduno organizzato dal club Mezzo Mille Udine insieme a Proloco Buri e Comune di Butrio e la cicloturistica sui colli e vigneti della zona ha portato a termine una 3 giorni nella quale il vino autoctono è stato grande protagonista e l'affetto del pubblico si è fatto sentire. Solo un dato: nella giornata di ieri, quella di maggiore afflusso, sono stati sollevati 1000 calici in enoteca, mentre nella cucina curata dalle Fucine Butrio sono stati preparati tra i vari piatti 100 kg di calamari fritti. Tra le novità la cinepasseggiata tra vigneti e cantine e poi c'è stata la visita di volti noti come il giornalista Tony Capuozzo. Apprezzate anche le degustazioni guidate con Vino Buoni d'Italia e il track dei sapori della Despar. Abbiamo respirato un'atmosfera di grande interesse, ha commentato il sindaco di Butrio Eliano Bassi, per una ripartenza attesa così a lungo. Siamo tornati con un'edizione apprezzata, ha aggiunto il presidente della Proloco Buri Emilio Bardus, a partire dalle tante famiglie che hanno fatto i complimenti per gli eventi con i più piccoli. Ora sguardo al 2023 con l'edizione del 90esimo. E rimaniamo sul territorio. Il gruppo di Udine dell'Associazione Marinai ha celebrato oggi la festa della Marina Militare che cade il 10 giugno. Il ritrovo di questa mattina è stato in piazzale Chiavris, davanti al monumento ai Marinai d'Italia. Lì l'alzabandiera, la preghiera del marinaio e la deposizione di una corona d'alloro. Il gruppo si è spostato poi nella sede di Via Moretti per un momento conviviale e la giornata si è conclusa con un pranzo tutti assieme in un ristorante della zona collinare. Il gruppo di Udine, fa sapere il presidente Andrea Fumolo, conta un centinaio di iscritti, una buona parte dei quali ha prestato servizio in Marina in diverse epoche. Si va da quarantenni fino addirittura ad un centenario. Diversi anche gli ultranovantenni che hanno partecipato alla festa, orgogliosi di vestire la loro divisa. Prossimo appuntamento per l'associazione il 4 dicembre con la ricorrenza di Santa Barbara, patrona appunto anche dei marinai. Arte, patrimonio e finanza è il tema di una conferenza che si è tenuta nei giorni scorsi a Spilimbergo con gli interventi tra gli altri di Don Alessio Geretti e del maestro Gianni Borta. Vediamo il servizio. L'emozione ha creato luogo e io direi che in questo caso c'è un'anima in quello che noi abbiamo realizzato. Questo abbraccio particolare di due mondi diversi, no? Quello dell'arte e quello della finanza. Ha riassunto così il maestro Gianni Borta i contenuti della serata organizzata a Palazzo Tadea a Spilimbergo, ospiti di Pierluigi Manazzoni e Nea Preci. Con il maestro Borta c'erano Isauro Cancellieri Peramundi e Don Alessio Geretti, direttore e curatore delle mostre di San Floriano a Illeggio. Nel suo intervento, indagando i rapporti tra arte e finanza, Geretti ha raccontato un curioso aneddoto sulla mostra Apocalisse. Attirò molto l'attenzione dei musei vaticani, tanto che ci domandarono se terminata ad Illeggio la mostra avrebbe potuto essere trasferita nei musei vaticani stessi. Organizzammo la cosa in modo che questo fosse possibile, ma naturalmente l'operazione comportava dei costi anche impegnativi. Tentai anche io di trovare alcune strade. Bussammo a delle porte anche insolite, soprattutto se chi bussa come me veste i panni di un sacerdote. Una delle porte che si aprirono fu quella di Lehman Brothers, che convinsi a finanziare la mostra di Illeggio in Vaticano. Qualche settimana dopo Lehman Brothers sprofondò nel più colossale dei fallimenti, innescando la grande crisi finanziaria del 2007 e del 2008. Ci tengo però a sottolineare che non sono il colpevole del suo fallimento. Fu piccola la sponsorizzazione che ci offrì.
Parliamo ancora di cultura. Ieri sera cerimonia finale del premio letterario internazionale La Tisana per il Nord-Est. Ha vinto il bosniaco Jergović. Vediamo il servizio. È stata una grande festa dei libri, degli autori, degli amanti della lettura, organizzato e coordinato dalla Biblioteca della Tisana con la direzione artistica e organizzativa di Bottega Errante. Si è chiuso ieri il 29° premio letterario internazionale La Tisana per il Nord-Est. Quest'anno l'edizione è stata molto ricca, come al solito, un po' diversa dalle altre perché ci si è focalizzati parecchio sul romanzo storico, oltre che sul giallo, sul romanzo generazionale, cose di questo genere. La partecipazione è stata piuttosto alta e i lavori della giuria sono stati un po' difficoltosi perché non era semplice scegliere tra tanti autori di valore. Ad aggiudicarsi il premio narrativa è stato lo scrittore bosniaco Miljenko Jergović con L'attentato, edito Nutrimenti. Quello di Jergović è un testo sull'evento storico che ha condotto alla Prima Guerra Mondiale, ma accolto non dal punto di vista diplomatico, bensì dal punto di vista del perché l'attentatore ha fatto l'attentato, ecco, quali sono stati i condizionamenti psicologici ma anche antropologici. Questo premio è estremamente importante per il tema che tratta il mio libro, ovvero un trauma collettivo dell'Europa centrale e di tutta l'Europa, il tema della Grande Guerra che iniziò nel 1914 e che sono convinto duri tutt'oggi. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata su Telefriuli.